Idee in dissolvenza incrociata, questo è il titolo della mostra che si potrà visitare fino al 14 di aprile al Museo Carà di Muggia. Ne parliamo assieme al curatore Massimo Premuda. È una mostra che si inserisce nel filone che il Museo Carà dedica ai muggesani, agli artisti muggesani. Sì, quest'anno sono i 100 anni dalla nascita di Dante Pisani, un artista veramente molto significativo, con una produzione ampissima, ma anche, come potremmo dire, un artista veramente da riscoprire anche attraverso così delle possibili linee rosse, proprio perché è un percorso veramente molto articolato e molto stratificato. Più avanti spiegheremo anche le ragioni del titolo, che è un titolo davvero molto particolare. Potremmo dividere l'esposizione in 5 o 6 filoni. Direi, Massimo, partiamo da questo alle nostre spalle, che è quello degli inizi praticamente della carriera di Pisani. Sì, Dante Pisani nasce a Muggia, precisamente a Chiampore nel 24, e la mostra si apre proprio con queste 4 vedute della fine degli anni 40, metà anni 50, in cui da una parte si vede Muggia, c'è una bellissima Muggia, un bellissimo Mandracchio del 1948, è interessante vedere quanto il centro storico di Muggia sia rimasto veramente assolutamente incontaminato dall'epoca. C'è il Mandracchio col suo magazzino del sale, il castello, e vicino c'è proprio un'altra veduta istriana, è la cittadina di Albona in Istria. Qui appunto in apertura abbiamo fatto vedere queste vedute post-impressioniste per far capire appunto da dove partiva il percorso pittorico, la ricerca pittorica di Dante Pisani. E già negli anni 50 si nota un cambiamento rispetto alle prime, insomma, no? Sì, sicuramente c'è questo grande studio del colore e c'è questa voglia appunto di una pennellata rapida, incisiva, proprio di un'impressione. La seconda sezione, diciamo così, della mostra è quella che appunto spiega il titolo, e mi pare, se ho capito bene, che dobbiamo citare, cosa che mi fa un enorme piacere, il professor Molesi anche in questo certo, senza dubbio. E Dante Pisani, diciamo, questi 4 lavori, ad esempio, proprio rappresentano la fase più matura. Andiamo dagli anni 60 agli anni 80 ed è il periodo in cui appunto lui sperimenta moltissimo, soprattutto con la tecnica delle diapositive in dissolvenza incrociata. Fa delle vere e proprie performance, ad esempio nel 77 partecipa al Carnevale estivo di Muggia, proprio mandando i suoi quadri con le diapositive appunto con queste grandi dissolvenze, dunque facendo intrecciare, sovrapporre le superfici, le texture, eccetera. Il grande professor Molesi, per l'appunto, definiva queste texture che prendono spunto proprio dai tessuti quasi dei divani della nonna, appunto le definiva queste tappezzerie liberty, così caratteristiche proprio del lavoro di Pisani. Queste tappezzerie venivano realizzate veramente con i tessuti, dunque con delle trine o con le fantasie delle tovaglie oppure con le tende, e appunto con la tecnica dello spray venivano veramente create queste diverse possibili superfici che andavano a comporre proprio il quadro, e sembrava veramente che conoscesse Photoshop prima del tempo. Quindi queste tele che noi vediamo sono proprio concepite per essere messe su tela, cioè dire, non è la riproduzione di performance o qualcosa del genere? No, diciamo che andava di pari passo, chiaramente l'esperienza visiva accumulata con queste performance, con la dissolvenza incrociata, poi viene portata chiaramente in pittura. Vabbè, famosissimo è questo quadro alle nostre spalle,
spalle, L'uomo degli aquiloni, un quadro pluripubblicato, oppure ecco, delizioso, e anche questo suo autoritratto senza la testa, in cui appunto il corpo va a sfaldarsi dentro a queste superfici, a queste texture. Come arriviamo a questo tipo di opere? Allora, diciamo che Pisani era sicuramente, un po' come tutti gli intellettuali dell'epoca, molto preoccupato per la società contemporanea, una società sempre più veloce, sempre più incomprensibile, un mondo del lavoro che incomincia a diventare disumanizzato e disumanizzante. Tutte queste preoccupazioni da parte di Pisani vengono messe proprio su tela, ci sono anche delle preoccupazioni ecologiche sicuramente. Tutti questi temi vengono veramente espressi in un lavoro unico, coerente, ma con tutte appunto queste sovrapposizioni. Ben vediamo in questi pezzi, ad esempio, che quasi sempre emerge questa edera, e l'edera veramente va a rappresentare proprio diciamo, questo afflato di speranza che regala proprio la natura, e i grandi cicli sono i cicli delle ibernazioni, i cicli appunto degli astronauti. Dunque c'è tutto questo interesse proprio per ciò che sta succedendo nella società, che sta andando sicuramente troppo veloce. C'è, Massimo, un forte rapporto che lega Pisani alla letteratura, anche a personaggi della letteratura triestina, per esempio Mattioni, Grisancic, eccetera. Come poi tutto ciò si evidenzia in pittura? Allora, diciamo che sicuramente appunto Pisani faceva parte di un milieu culturale molto stimolante. Dunque, da una parte è stato illustratore di libri, sia con copertine o con queste raffinatissime, ad esempio, pubblicazioni della Galleria L'Asterisco, in cui appunto si parlava di Thomas Mann, si parlava di Jules Verne, si parlava di Marinetti, insomma tutta una serie di personaggi fondamentali, ma appunto aveva grandi relazioni di amicizia, in particolare con Stelio Mattioni, uno scrittore, ecco, per noi qui a Muggia molto importante, in quanto ha ambientato, diciamo, l'unico romanzo importante del Novecento, che è Vita col mare, è completamente ambientato qui a Muggia, no? E perché aveva tutta una serie di rapporti con i muggesani tramite suo cugino, che era Guido Antoni, che era un pittore muggesano, no? E dunque, da una parte sicuramente l'amicizia con Stelio Mattioni, ma poi l'amicizia con tanti altri intellettuali dell'epoca, fondamentale l'amicizia con la Giovanna Stuparic, con la figlia di Gianni Stuparic, per cui appunto realizzerà tantissimi omaggi in pittura proprio per l'opera del padre, ma appunto amico di Chetti Daneo, di Grisancic, e anche di altri intellettuali, da Bruno Chersicla a Livio Rosignano, che è stato, ecco, proprio un amico di una vita. Alle nostre spalle quale periodo individuiamo, Massimo? Allora, qui abbiamo voluto ricostruire visivamente un racconto scritto da Stelio Mattioni proprio a seguito di una visita nello studio di Dante Pisani. Mattioni resta molto impressionato dai quadri, dalle opere che vede in studio, e dunque decide di scrivere un breve racconto. In particolare parla di 5 quadri, e grazie agli eredi e grazie a un po' di collezionisti siamo riusciti a recuperarli. In particolare i primi 2 quadri ci parlano di un episodio cruento, si parla dell'incidente mortale di Bandini, che era un importante, oggi lo definiremmo pilota di Formula 1, lui guidava la Ferrari. In questo terribile incidente muore arso vivo nell'auto, e questo ben si vede con la sua famosa auto numero 18, con questo bel rosso Ferrari. Ma poi ci sono appunto
appunto dei pezzi altrettanto famosi come La Siepe, che è un pezzo gigantesco dalle dimensioni museali, in cui appunto si vede quest'uomo che salta, fa la corsa a ostacoli, e poi ancora appunto dei pezzi che ci parlano di tecnologia, di società delle macchine e dunque anche di ibernazione, che era un tema chiaramente mutuato dalla fantascienza ma che tanto impressionava in quegli anni, diciamo dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 70, erano dei temi su cui ecco, gli artisti e gli intellettuali hanno molto cavalcato. Qui c'è anche in questa sezione, davvero come nelle altre, bisogna sottolineare anche l'uso del colore, che è un colore che sembra trattenuto per certi aspetti, non esplode in luminosità eccetera, però insomma il colore c'è, non fosse altro per la portiera di questa macchina, insomma, questo rosso che trionfa, però è un colore, c'è tanto colore trattenuto. Trattenuto sicuramente l'urgenza di Pisani era comunicare determinati messaggi, che erano dei messaggi anche appunto e anche delle preoccupazioni molto alte, e dunque in certi casi secondo me il risultato, a differenza delle opere dell'inizio che chiaramente erano molto più gestuali ma molto più romantiche ed emotive, chiaramente tutta la pittura di Pisani è mutuata ed è attraversata proprio da una grande razionalità e da un progetto ben preciso di quadro, di composizione, che va proprio a comporsi attraverso questi possibili diversi livelli. Alle nostre spalle c'è forse la testimonianza del rapporto fra Dante Pisani e la figlia di Stuparic, no? Se vogliamo, con questo Il battesimo del figlio di Marco. Esatto, questo è un episodio tratto dai Ricordi Striani, e I Ricordi Striani è un'opera di Gianni Stuparic pubblicata postuma nei primissimi anni 60, veramente in coincidenza in pratica con la sua morte, pubblicato da Anita Pittoni con il suo Zibaldone. E è interessante veramente vedere un attimo come va a trattare un tema così semplice come quello appunto di un battesimo in un paese rurale, appunto in queste dimensioni assolutamente museali. Nel 91 il nostro Dante Pisani va a realizzare una mostra intera a Palazzo Costanzi che si intitolava proprio Omaggio a Gianni Stuparic, e una mostra molto apprezzata da Giovanna Stuparic. Infatti moltissime di queste immagini, di questi quadri poi furono pubblicati nelle varie ristampe dell'opera di Gianni. E qui stupisce anche questo rosso, no? Se vogliamo, queste come si può dire, questi pennellate magari non è correttissimo, ma insomma queste gettate di rosso e il rosso della sedia. Sì, sicuramente in questo caso appunto ci va a raccontare anche in maniera molto grafica e sempre per sovrapposizioni, è quasi una visione, potremmo dire, cubista, in cui appunto in una stessa immagine ci sono diversi episodi contemporaneamente, vengono condensati appunto in un unico quadro. Qui siamo in un territorio molto, comunque in uno spazio molto particolare dedicato ai filosofi, nel senso che queste, che sembrano anche delle strutture, potrebbero sembrare anche delle abitazioni di un futuro incombente, sono in realtà personaggi, sono filosofi. Sì. Come detto, uno dei filoni della mostra è sicuramente questo, anche della comunicazione. Dante Pisani proprio negli anni 90 incomincia questo ciclo veramente molto denso dei filosofi. Sono questi personaggi intabarrati
che proprio in queste volute sembrano ricordarci veramente le torri di Babele. Dunque, se da una parte il filosofo dovrebbe raccontarci con la parola la scienza più umana di tutte, che è la filosofia, che proprio riguarda il pensiero umano, in verità in questo caso i filosofi diventano muti e addirittura generano confusione con questa sorta di mescolanza di possibili messaggi e lingue. E il ciclo comincia appunto negli anni 90 e il suo climax probabilmente ce l'ha proprio in occasione dell'11 settembre del 2001, che è un episodio che chiaramente Dante Pisani resta molto impressionato, come tutto il mondo, anche perché appunto sembrava quasi essere la premonizione che si autoavvera, di cui parla un po' tutto il percorso della sua ricerca. Difatti, dietro quelle macerie ricordano molto alcune immagini che si vedevano in quei giorni. Stupisce il fatto che ci siano dimensioni differenti, no? Sì. Alcune Sì. molto piccole e altre più grandi. Sì, quasi sempre c'è questo tema del filosofo che o si trasforma veramente fisicamente in torre o è accompagnato nel paesaggio appunto da delle torri, ma ci sono anche dei messaggi sicuramente di speranza, in certi casi da questi pertugi dei filosofi escono delle colombe, vista come simbolo della speranza, della vita, della rigenerazione, o escono proprio alfabeti, caratteri tipografici. E qui anticipiamo l'ultima parte. E in certi casi questi alfabeti sono latinici o sono alfabeti conosciuti, in certi casi vanno a trasformarsi o nell'antico glagolitico o addirittura in alfabeti inventati da Dante Pisani, ancora a parlarci di incomunicabilità. Ci sono anche dei bronzi, vedi? Sì, ci sono appunto negli anni 90, primi anni 2000, si è dedicato moltissimo alla fusione, sono dei piccoli ma veramente preziosi bronzetti che riprendono proprio tutto questo grande tema dei filosofi, e in certi casi vengono ripresi anche questi temi proprio delle tappezzerie Liberty, in cui si vede chiaramente che sono impresse queste caratteristiche texture. Chiudiamo, Massimo, quasi inevitabilmente, nel senso, parlavamo prima, no, delle lettere che escono dai filosofi, ed è come se queste lettere, secondo un ordine più o meno stabilito, che si voglia o meno, appunto arrivano sulla tela, e quindi abbiamo qualche esempio. Sì, proprio le ultime opere, l'ultima ricerca di Dante Pisani è questa appunto della criptoscrittura o scrittura. Andiamo a parlare veramente di caratteri tipografici che vanno a comporsi sulla tela. In certi casi ci sono anche appunto proprio delle reali impressioni che restano tridimensionali. Questo è il lavoro finale di Pisani, in cui veramente questa confusione della comunicazione va però a ricomporsi, e sulla tela quasi sempre emerge la parola amore, una parola per l'appunto koiné, una parola che lui cerca di regalarci come messaggio finale proprio di questa sua ricerca. Ultima domanda, allestendo la mostra, che cosa hai scoperto di Pisani che non ti aspettavi? Ho scoperto che era un pittore veramente molto bravo, perché ha lavorato su dimensioni veramente molto grandi, dimensioni veramente museali, e riuscire a tenere l'olio o anche a tenere gli acrilici su dimensioni così grandi non è per nulla banale. E poi c'era per l'appunto proprio una costruzione del quadro profondamente razionale, erano proprio costruiti con dei messaggi precisissimi, e oltretutto appunto questi grandi cicli in cui abbiamo voluto dividere la mostra, queste grandi sezioni ci fanno proprio capire che aveva un grandissimo progetto e aveva, ecco, dei messaggi che ancora oggi sono molto attuali e molto significativi.